Marco Zambuto si presenta ufficialmente alla città, prova a riprendersi Agrigento. Conferenza stampa dell'assessore alla sanità Ruggero Razza. Hotspot di Lampedusa pieno, quasi vuota la nave quarantena Moby Zazza, non verrà più usata per i migranti. Ad Agrigento cercano di scappare dal centro di accoglienza, aggrediscono i carabinieri. Presentato ad Agrigento il libro Morti opportune, scritto dall'ex procuratore antimafia Alberto Di Pisa. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi Marco Zambuto si presenta ufficialmente alla sua città, l'ex primo cittadino prova a riprendersi Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presentata stamani la candidatura a sindaco di Agrigento dell'avvocato Marco Zambuto alle prossime elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre. Si tratta, afferma Zambuto, di una proposta di governo della città di Agrigento, frutto della mia esperienza già maturata come sindaco, della tanta passione che ho sempre profuso nel mio impegno di amministratore e del desiderio di spendermi ancora senza alcuna riserva a favore dei miei concittadini. Al momento Zambuto trova il sostegno di Forza Italia, UDC e diventerà bellissima, oltre a movimenti civici presenti in città. Riparte una proposta di impegno politico per la città di Agrigento che non è una proposta di tipo personale, ma che vede il consenso, l'entusiasmo, la volontà di soprattutto dei cittadini, di tante persone che ho incontrato in questi mesi, di quartieri, di territorio, di movimenti di mondo cattolico, di movimenti di mondo laico, di partiti politici che si vogliono mettere in discussione per offrire alla città di Agrigento una proposta politica che voglio fare con grande umiltà, con lo spirito di servizio con il quale ho sempre contraddistinto il mio impegno politico, una proposta politica per ripartire insieme, per ricominciare rispetto a una stagione che è veramente difficile, dove abbiamo bisogno del contributo di tutti, dove abbiamo bisogno di sentire tutti i cittadini, di sentire i giovani, di sentire i quartieri, di sentire gli anziani. Abbiamo bisogno insieme di ripartire e di ricostruire per ridare fiducia, per ridare una speranza a un territorio che in questi anni è stato come un territorio sopito, è stato come un territorio addormentato, nel quale anche è mancato il dibattito politico, nel quale anche le proposte di tipo politico sono state quasi nulle e in cui abbiamo lentamente assistito a un impoverimento di tipo economico, ma soprattutto a una mancanza di proposta progettuale per la nostra città. Le alleanze? Il partito Fratelli d'Italia si è defilato alla sua proposta di candidatura. Ma guardi, io penso che dobbiamo avere il rispetto ai partiti politici, di seguire il dibattito che hanno e dopo prendere atto di quello che sarà la proposta che faranno. Ognuno è libero all'interno del proprio partito di articolarsi come meglio crede. Noi intendiamo offrire alla città di Agrigento, e abbiamo ragionato in questi mesi anche con questo partito, rispetto a una proposta politica di governo che fosse la più sentita e soprattutto la migliore possibile per la città. Come intenderà catturare il voto degli indecisi? Ma attraverso un confronto, attraverso un incontro continuo con la città. Io ci ho messo la faccia sempre nel mio impegno politico. Nel mio impegno politico con la città di Agrigento ho sempre messo la faccia. Il mio rapporto politico con la città è stato da sempre un grande rapporto di amore. Anche quando ho commesso errori alla città mi sono sempre presentato con la mia faccia, ho chiesto il consenso, e il mio più grande atto di amore nei confronti di Agrigento, e che ha anche dimostrato il mio
non attaccamento alla poltrona è stato quando, ingiustamente condannato, mi dimisi proprio perché non volevo che venisse leso minimamente il prestigio della città, nonostante sapessi che rispetto a quella vicenda io fossi completamente estraneo. Il mio senso di impegno politico è questo, è un segno di servizio nei confronti di Agrigento, è un segno di amore. Io ritengo che oggi ci siano tante energie, risorse e soprattutto persone che ancora vogliono impegnarsi con entusiasmo e con passione. Dobbiamo risvegliare in tanti altri questa fiducia, dobbiamo risvegliare in tanti altri questa capacità di rimanere in questa terra e volere in questa terra spendersi. Un listino prezzi preciso, ogni immagine, videochiamata o chat aveva costo definito in base a durata e oggetto della comunicazione. Scatti e video pedopornografici venivano scambiati così come un servizio commerciale qualsiasi su chat di messaggistica istantanea. Lo ha scoperto la polizia, che ha smantellato una rete estesa in 12 regioni italiane con 17 province coinvolte, tra cui Agrigento. L'operazione è stata denominata Pay to See. Sono state eseguite 21 perquisizioni nei confronti di minori e adulti per il reato di divulgazione di materiale pedopornografico. Conferenza stampa dell'assessore alla salute della Regione Sicilia Ruggero Razza, che ha voluto incontrare i giornalisti proprio per fare il punto della situazione coronavirus. Vediamo. Casi nel catanese per segnalare un po' di forse troppo rilassamento. Noi l'abbiamo detto nei giorni scorsi, guai a pensare che l'epidemia sia conclusa, guai a pensare che il virus non sia circolante, e quindi è fondamentale tenere fede a tutte le indicazioni. Ho letto sulla stampa nazionale di un'attenzione particolare sulla città e la provincia di Catania, e quindi mi è sembrato giusto evidenziare che i 2 cluster che si sono realizzati, tutti per casi di importazione, sono stati immediatamente isolati dal Dipartimento della Prevenzione, si è avviata l'azione di contact tracing, sono state isolate molte persone al domicilio in attesa di poter fare poi un ulteriore screening con il tampone. Ci siamo creati una best practice da seguire ovunque, quando si evidenzia un caso un intervento immediato, e quindi sempre a cerchi più larghi il contatto con tutti coloro che hanno avuto un punto di contatto con il caso evidenziato. C'è poi un tema generale che riguarda il comportamento dei cittadini, i quali devono capire che in questa fase di ripartenza delle attività essenziali dell'economia non ci possiamo permettere una nuova chiusura, e quindi mantenere fede alle regole che il governo nazionale e il governo regionale hanno indicato di seguire è un fattore fondamentale. Sono tutti casi di importazione, tra virgolette. I 2 casi sono tutti di importazione, ma anche gli altri che si sono verificati in Sicilia, e questo ci dice però che il virus continua ad essere assolutamente capace di contagiare. La Sicilia continua ad attestarsi su livelli più bassi a livello nazionale tra le regioni italiane, però noi dobbiamo lanciare un grido di allarme, perché dobbiamo proteggere la stagione estiva, perché dobbiamo proteggere le nostre attività produttive, ma soprattutto perché dobbiamo proteggere la salute dei cittadini. Avete stabilito un anche la tetto? dichiarazione del ministro Lamorgese sui tamponi che voi... Il Ministro ieri ha detto significativamente che hanno fatto 1500 sierologici a Lampedusa. Correggo il dato, la regione siciliana ne ha fatti quasi 6.000 in Sicilia su immigrati tra sierologici e tamponi, e devo dire che probabilmente sarebbe stato più generoso e più corretto da parte del Ministro dire che ciò si è verificato solo ed esclusivamente grazie alla collaborazione del sistema sanitario regionale. Ci vuole un po' di rispetto in più, ma non nei confronti soltanto del governo della regione, anche e soprattutto nei confronti degli operatori della sanità, che sono gli stessi ai quali ad esempio è stato chiesto di salire sulla Ocean Viking per andare a prelevare gli operatori siciliani dell'ASP di Ragusa il campione con il tampone sugli immigrati, alcuni dei quali poi si sono rivelati positivi. Avete stabilito un tetto, diciamo, di casi per cui poi potrebbe scattare un altro lockdown per difendere la Sicilia, le attività, gli abitanti? Non c'è questione di un tetto, semmai si potrebbe trattare di circoscrivere piccole aree, ma non siamo a questo. Proprio perché non ci dobbiamo arrivare, l'attenzione dei cittadini deve essere totale. Non serve molto. Quando si è in pubblico, quando si è in un luogo fortemente frequentato, quando si è vicini ad altre persone, indossare la mascherina
continua ad essere un fatto importante. Mantenere un distanziamento quando non si è a contatto con persone del proprio ciclo familiare o con i propri congiunti, anche questo è un modo di comportarsi assolutamente indolore. Serve avere rispetto, se ognuno di noi ha il rispetto degli altri facciamo un buon servizio a tutti. C'è anche un modo di comportarsi scorretto, e parlo delle persone in isolamento. Sono stati anche scoperti dei casi, segnalati dei casi in cui le persone appunto sono uscite di casa. Le USCA che ruolo hanno in questo? Fondamentale, stanno lavorando, sono dei ragazzi straordinari in tutta la Sicilia, in provincia di Catania stanno facendo un lavoro encomiabile, hanno evidenziato, manifestando preoccupazione, di aver appreso notizie che in qualche caso gli isolati al domicilio uscivano a comprare un pacchetto di sigarette. È inaccettabile. È inaccettabile e costituisce reato. Ecco perché ringrazio le autorità di pubblica sicurezza e l'autorità giudiziaria, perché hanno mantenuto un contatto e un filo diretto costante anche con i nostri direttori generali delle aziende sanitarie, perché bisogna essere ferrei nel rispettare regole che riguardano la salute di se stessi e degli altri. E su Modica riuscite a ricostruire i contatti? Come sta procedendo questa rete di ricostruzione dei contatti? Avete difficoltà? Sta lavorando molto intensamente l'ASPI, io faccio mio l'appello che è stato rivolto anche dal sindaco di Modica a tutti i cittadini che dovessero aver avuto un qualche contatto interpersonale con un soggetto positivo che poi si è appreso sta transitato dalla città di Modica, e forse su questo dovremmo fare una riflessione in più, perché magari capire che tra le categorie oggetto di censimento e oggetto di approfondimento dal punto di vista dello screening potrebbero esserci tutti quei settori nei quali la diffusione del contagio si presta ad essere particolarmente più alta nel rischio. Ha partorito un bambino con intervento cesareo, la donna marocchina positiva al Covid-19. Adesso sta bene, in osservazione le condizioni del neonato sono buone, dice Enzo Massimo Farinella, direttore di malattie infettive dell'ospedale Cervello di Palermo. La donna marocchina di 33 anni, rientrata nei giorni scorsi dal suo paese d'origine, è andata al pronto soccorso ostetrico dell'ospedale di Partinico. Da lì è stata trasferita a bordo di un'ambulanza dell'ospedale Ingrassia di Palermo nel reparto di ostetricia e ginecologia, sottoposta, come avviene per tutti i degenti, al tampone. La donna è risultata positiva al Covid-19. Ancora sbarchi a Lampedusa, hotspot saturo e nuovi tentativi di fuga dai centri d'accoglienza. Feriti 3 carabinieri, c'è il servizio. All'hotspot di Lampedusa ci sono più di 500 migranti. Avvistamenti e soccorsi di barchini nelle acque antistanti l'isola, così come approdi direttamente sulla terraferma, sono andati avanti per tutta la notte. 4 barchini da 10 a 27 persone a bordo, tutti tunisini, per un totale di 67, che sono riusciti ad arrivare autonomamente sulla costa, senza essere intercettati dalle motovedette. I migranti sono stati concentrati sul molo Favarolo e poi trasferiti nella struttura di prima accoglienza di Contrada Imbriacola. La prefettura di Agrigento sta organizzando il trasferimento di almeno 150 migranti. L'ufficio territoriale del governo sta provando ad alleggerire le presenze, perché sono più di 500 i tunisini sistemati alla meno peggio fra il padiglione e l'atrio esterno del centro, anche in vista di ulteriori nuovi sbarchi. Sono 2 traghetti, uno in tarda mattinata, l'altro in serata, che collegano Lampedusa con Porto Empedocle. E si registra l'ennesimo episodio di insofferenza da parte di migranti all'interno di strutture di accoglienza della provincia di Agrigento. Alcuni migranti hanno tentato ieri sera una fuga dal centro d'accoglienza Casa dei Gabbiani di Agrigento e si sono scagliati contro 3 carabinieri intervenuti per stoppare la rivolta. I 2 tunisini sono stati bloccati e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio. I 3 carabinieri sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove medici di turno hanno diagnosticato ferite e contusioni guaribili dai 7 ai 10 giorni. La nave quarantena Moby Zazza, che irrada a Porto Empedocle da oltre 2 mesi, è stata quasi completamente svuotata. Restano soltanto 10 migranti, fra cui alcuni 3 o 4 ancora positivi al Covid-19. Nelle ultime ore in più gruppi hanno lasciato la nave. I migranti salvati nelle passate settimane dalla Ocean Viking hanno ultimato la sorveglianza sanitaria. Non appena i migranti contagiati saranno guariti, con conferma di doppio tampone rinofaringeo, e verrà trovata loro una collocazione, la Moby
Moby Zazza lascerà Porto Empedocle. L'armatore ha annunciato di non voler prorogare il contratto con il governo. Il 15% degli studenti italiani, cioè oltre 1 milione di ragazzi, non troverà posto nelle scuole sparse nel territorio italiano per la necessità di garantire il distanziamento di 1 metro in ogni classe. Lo riporta uno studio realizzato dall'Associazione Nazionale Presidi, che continua ad esprimere preoccupazione alla organizzazione per la ripartenza della scuola, fissata il 14 settembre prossimo. Ieri è scaduto infatti il termine per la richiesta di banchi monoposto da parte delle scuole che abbiano tale necessità al fine di sistemare nel migliore dei modi gli studenti. È apprezzabile l'accelerazione del Ministero, ma forse i tempi sono molto ristretti, dichiara Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Lunedì infatti il commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri ha indetto una gara pubblica europea per l'acquisto di 3 milioni di banchi per garantire la riapertura dell'anno scolastico in sicurezza. Le aziende partecipanti devono garantire tra l'altro la consegna e il montaggio entro il 31 agosto, a 2 settimane prima del suono della campanella. Sottolinea Giannelli che oltre all'acquisto di banchi ci sono i tempi di consegna e quelli per ritirare quelli vecchi, operazione questa che deve essere compiuta, riporta il bando, direttamente dall'appaltatore. Giannelli dichiara inoltre che la necessità prevista risulta inadeguata rispetto alla richiesta, con inevitabili ritardi. Le scuole tra l'altro devono avere anche la possibilità di preparare gli ambienti, quando ancora molti istituti non hanno ricevuto comunicazione sui locali aggiuntivi da preparare già dal 1 settembre. Altra parallela questione sta riguardando la difficoltà delle scuole paritarie. Recenti studi hanno previsto che senza interventi urgenti almeno il 30% delle scuole paritarie potrebbe non riaprire a settembre e circa 300.000 studenti dovrebbero così cercare una collocazione presso le scuole statali, peggiorando ulteriormente la ricerca di nuovi spazi dove far svolgere le lezioni, con un costo per lo Stato di oltre 2 miliardi di euro. Lo riporta uno studio pubblicato sul sito www.noisiamoinvisibili.it, nel quale già 82 istituti paritari, in prevalenza nidi e materne, sono stati costretti ad alzare bandiera bianca e a settembre 3.433 studenti dovranno cercarsi un'altra scuola, con una ricaduta in termini di costo sulla collettività di 30 milioni di euro. Il direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell'ASP di Agrigento, Giuseppe Caramanno, primario di emodinamica e cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio, fa alcune precisazioni, sottolineando come la cardiologia di Canicattì svolge attività grazie al contributo determinante di medici di Agrigento e Sciacca. Arturo Cantella. In merito a criticità del personale medico della cardiologia di Canicattì arrivano delle precisazioni da parte del direttore del Dipartimento, dottor Giuseppe Caramanno. A parlare il direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell'ASP di Agrigento, nonché primario di emodinamica e cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio, Giuseppe Caramanno, che dice: l'unità operativa di cardiologia di Canicattì continua a svolgere la propria funzione grazie al contributo determinante dei medici di Agrigento e di Sciacca, che si stanno sacrificando non poco per assicurare un servizio agli utenti di Canicattì e del suo Interland. Purtroppo devo constatare, afferma Caramanno, che si è giunti a questa situazione di grave carenza di organico e si ha una ragionevole certezza del fatto che il dottor Luciano Sutera Sardo, primario facenti funzioni della cardiologia di Canicattì, poco o nulla ha messo in atto per trattenere nel proprio reparto almeno 4 medici. Uno si trova in via provvisoria all'ospedale di Licata, un altro è andato in pensione il prima possibile, gli altri 2 medici hanno preferito trasferirsi nel reparto di cardiologia dell'ospedale di Caltanissetta, in quanto i rapporti con il primario facente funzioni non erano proprio idilliaci. Recentemente, continua il dottore Caramanno, si è concluso il concorso per 12 posti di cardiologi nell'ambito dell'ASP di Agrigento. I 3 posti della cardiologia di Canicattì sono rimasti vacanti, nonostante 26 medici idonei. Perché nessuno vuole accettare un posto di ruolo nel suddetto reparto? A questa domanda dovrebbe rispondere il dottore Sutera Sardo. La scorsa settimana il Sardo è stato assente dal reparto per 5 giorni per motivi familiari e contemporaneamente un altro medico è stato in ferie per 6 giorni, per cui pur rimanendo 2 medici titolari in servizio non possono non significare che la loro assenza è stata ampiamente colmata e non senza difficoltà
dal personale medico degli ospedali di Agrigento e Sciacca, il quale con grande spirito di abnegazione, con turni massacranti, ha assicurato la presenza costante in un reparto delicato come quello della cardiologia. Per quanto mi riguarda, conclude il dottor Calamanno, questa è l'amara situazione che si è venuta a creare all'interno della cardiologia dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Ovviamente dispiace leggere certe dichiarazioni che sono in netto contrasto con la sacrosanta verità, senza nulla togliere ai colleghi di Canicattì, che peraltro avranno una settimana di ferie nel mese di agosto. Non si può far finta di nulla e far passare inosservato il grande lavoro che stanno compiendo attraverso i colleghi di Agrigento e di Sciacca. Botte da Orbi questa notte intorno alle 3 all'interno della villa Sandro Pertini nel cuore di San Leone, frazione balneare di Agrigento. A darsene di santa ragione per futili motivi sono state inizialmente 2 giovani, ai quali si sono aggiunti altri 3 ragazzi presenti nei dintorni. In pochi minuti si è creato un mucchio selvaggio composto da una quindicina di persone. Poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, i protagonisti della rissa si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. La procura antimafia aveva richiesto in tutto per le nuove leve di Cosa Nostra Corleonese più di 90 anni di carcere per 9 dei 12 fermati nel blitz antimafia Grande Passo 4 con l'accusa a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione aggravata e danneggiamento. L'operazione portata a compimento dai militari dell'Arma di Monreale risale al settembre 2016, quando fu bloccato sul nascere il tentativo di ricostruzione del mandamento mafioso di Corleone. In particolare il nipote di Bernardo Provenzano, Carmelo Gariffo, era ritenuto colui che si era adoperato per la riorganizzazione della consorteria mafiosa locale insieme a 11 fedelissimi. Dei 12 arrestati nel blitz Grande Passo 4, 9 avevano scelto il rito abbreviato. L'indagine era stata coordinata dai pubblici ministeri Caterina Malagoli, Gaspare Spedale, coordinati dall'aggiunto Sergio De Montis. Pietro Vaccaro, Vincenzo Coscino e Francesco Paolo Scianni avevano invece scelto il rito ordinario. Il processo per loro è proseguito davanti ai giudici di Termini Imerese. Ed era il gennaio dello scorso anno quando il Tribunale Termitano, al termine di una lunga camera di consiglio, condannava in primo grado Pietro Vaccaro e Salvatore Coscino, il primo a 6 anni e 8 mesi di reclusione, il secondo a 4 anni e 5 mesi. Vaccaro, difeso dagli avvocati Pipitone e Modica, era imputato del grave ed infamante reato di associazione di stampo mafioso, per il quale è stato successivamente assolto con ampia formula liberatoria perché il fatto non sussiste. Per lui la procura, appellandosi alla sentenza, aveva chiesto la condanna a 18 anni e 6 mesi di carcere. Riteniamo, aveva dichiarato all'epoca il legale difensore Giuseppe Pipitone, la richiesta comunque non corretta e ci riserviamo di fare appello. Stessa sorte era toccata a Francesco Paolo Scianni e Vincenzo Coscino, per i quali la procura aveva chiesto 18 anni per il primo e 5 per il secondo. Stamane è stata emessa la sentenza d'appello che conferma la piena assoluzione per Pietro Vaccaro dal reato di associazione di stampo mafioso. Confermata la condanna invece a 7 anni e 5 mesi di reclusione unicamente per il reato di estorsione. Condannati anche Francesco Paolo Scianni, al quale vanno 12 anni per associazione di stampo mafioso, e Vincenzo Coscino, condannato a 5 anni anche lui per il solo reato di estorsione. Confermati anche in appello i risarcimenti alle parti civili, in particolare i comuni di Corleone, Chiusa, Sclafani. L'avvocato Pipitone, da noi raggiunto telefonicamente, si ritiene parzialmente soddisfatto e preannuncia ricorso per Cassazione. Finalmente è stata fatta giustizia, ha ammesso, confermando la soluzione per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa e l'estraneità del Vaccaro dal contesto malavitoso di Corleone. Con l'accusa di istigazione al suicidio, i carabinieri di Santo Stefano di Camastra nel Messinese hanno arrestato 2 persone, una coppia di conviventi. I dettagli nel servizio. Sono pesantissime le accuse nei confronti di una coppia di Santo Stefano di Camastra. Un 26enne e la convivente di 24 anni devono rispondere di istigazione al suicidio.
Entrambi sono stati destinatari di una misura cautelare degli arresti domiciliari emesse dal GIP presso il Tribunale di Patti, dottor Andrea La Spada, su richiesta dei sostituti procuratori della Procura della Repubblica di Patti, guidata dal dottor Cavallo, per aver estorto denaro e poi cagionato la morte come conseguenza della propria condotta illecita di un 49enne trovato impiccato il 15 febbraio scorso all'interno di un appartamento abbandonato di Santo Stefano di Camastra. Le indagini hanno messo in luce come il suicidio dell'uomo, lungi dall'essere un disperato atto di autodeterminazione, sia stato estrema conseguenza del progetto criminale ordito dalla giovane coppia, ben consapevole delle cospicue risorse finanziarie e al tempo stesso della fragilità emotiva della vittima. Dagli accertamenti condotti, in particolare dall'analisi del contenuto del cellulare in uso alla vittima, è emerso come i due soggetti di cui sopra si siano dapprima adoperati per conquistare la piena fiducia della vittima, padrino del loro figlio e soggetto particolarmente fragile emotivamente, ed abbiano poi avviato un'opera di manipolazione finalizzata a spogliarlo completamente dei suoi averi. Ed invero la vittima e i suoi familiari, un tempo benestanti, da circa un anno, erano sopraffatti dai debiti, tanto da essere costretti a svendere diversi immobili. Secondo l'impianto accusatorio, la coppia, approfittando della vulnerabilità dell'uomo e ben conoscendo la sua dipendenza sentimentale da una loro familiare, gli facevano credere che la donna amata fosse stata rapita, si trovasse segregata e fosse sfruttata da un uomo che pretendeva continui pagamenti per non farle del male, nella prospettiva di riscattare la libertà della donna dalla prospettata condizione di schiavitù. L'uomo si trovava a versare in poco meno di un anno oltre 150.000 euro. Il denaro veniva consegnato dalla vittima direttamente agli amici ad aiutare la sua amata, ignara del proposito criminale dei familiari. La situazione inscenata e le pressanti richieste degli indagati inducevano la vittima a ricercare spasmodicamente denaro, chiedendolo in prestito, svendendo beni di famiglia e arrivando a appropriarsi persino di parte della pensione percepita dalla madre. Enorme era la pressione psicologica e morale esercitata dalla coppia, che era persino arrivata a indurre la vittima, ormai sul lastrico, a commettere ogni genere di crimine, dal furto alla truffa, facendogli pensare persino alla rapina e all'omicidio. Emergeva come la vittima, alla fine, abbia cercato di resistere alle pressanti richieste di denaro, strette dalle continue e insistenti richieste e gravato dal peso di aver rovinato inutilmente se stesso e la sua famiglia. Alla fine il 49enne, ormai esasperato ed avvilito, si toglieva la vita, impiccandosi all'interno di un'abitazione a lui in uso. La coppia, secondo l'accusa, avrebbe sfruttato sino alla fine le debolezze della vittima per soggiogarla psicologicamente, trarne indebito vantaggio economico ed infine annientarlo, cagionandone la morte. Fatti per i quali il giudice delle indagini preliminari ha ritenuto di applicare nei confronti dei due giovani le misure cautelari oggi eseguite dai carabinieri della compagnia stefanese. I due sono stati ristretti agli arresti domiciliari. Nell'ambito della rassegna Autori Ingirgenti, la terrazza Giardino di Porta di Ponte ad Agrigento ha ospitato la presentazione del libro Morti opportune, scritto dall'ex procuratore antimafia Alberto Di Pisa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Del libro del dottor Alberto Di Pisa, Morti opportune, un libro che vi anticipo mi ha inquietato molto, ce lo dico francamente, perché è un libro diciamo al di fuori del comune, ne ho letti parecchi, ne ho avuti presentati parecchi, però questo è sicuramente diverso dagli altri. Dottore Di Pisa, ecco, da cosa scaturisce l'idea di fare questa edizione? Ma l'idea del libro nasce dall'aver constatato come negli anni che vanno dal 60 anche al 90 si verificano tutta una serie di morti per incidenti stradali, per suicidi, per infarti o comunque per fatti accidentali di una serie di appartenenti ai vertici della polizia, dei carabinieri, dei servizi segreti. Si tratta di morti che vennero archiviate, insomma, dal punto di vista giudiziario, ma sulle quali a mio avviso vi sono dei dubbi e dei sospetti che in realtà di morti per suicidio o per incidente non siano state, e quindi nel mio libro evidenzio tutti questi dubbi, questi elementi, lasciando poi un po' al lettore di farsi una propria idea. Ecco, il caso più eclatante tra i tanti che lei analizza? Ma il caso più eclatante potrebbe essere per esempio quello Mattei De Mauro, oppure quello del capitano De Vita che indagava sulle navi a perdere, cioè le navi che contenevano dei rifiuti tossici e che venivano interrate nelle acque del Mediterraneo, e che morì anche lui improvvisamente in maniera
strana. E poi sono circa 15 casi, ora tutti hanno Una funzione didattica il libro anche per le nuove generazioni che non hanno vissuto quel periodo? Beh, è una funzione didattica per fare conoscere questo periodo, questa epoca, e poi quello che caratterizza tutti questi casi, che quasi tutti aleggia la figura della P2, dei Ciogelli, dei servizi segreti. È un po' un elemento che accomuna un po' tutti questi casi che io ho trattato nel libro. Beh, io dico che in molti casi le indagini vennero fatte piuttosto frettolosamente, non vennero fatte autopsie, non vennero fatti degli accertamenti tecnici, ma vennero archiviati con una certa rapidità. Magari una maggiore attenzione e un maggiore approfondimento investigativo avrebbe potuto dare qualche risultato diverso. Sono fatti che risalgono a 30 o 40 anni fa. Certo, si potrebbero anche riaprire, d'altra parte c'è stato anche qualche tentativo di riapertura a seguito della denuncia dei familiari di queste vittime, però non hanno portato a niente di concreto. Poi la verità giudiziaria è una cosa, la verità storica e reale è un'altra, e io credo che noi abbiamo il dovere di porci delle domande anche in difformità a quelle che sono le risultanze dell'autorità giudiziaria. Sì, ho il piacere stasera di presentare con le mie modeste forze evidentemente il libro del collega Di Pisa, che ha un titolo particolare, Le morti opportune. In verità le morti non sono mai opportune, almeno nella generalità dei casi. Il collega esamina 15 casi di morte avvinti dal mistero. Vale a dire, a distanza di anni non si è ben capito come queste morti sono avvenute, se si tratta di suicidi, come in alcuni casi è stato affermato, ovvero di gente che è stata suicidata, se si è trattato di un incidente stradale effettivo, ovvero di un incidente stradale simulato, se una caduta, per esempio, dell'aereo su cui viaggiava il comandante dell'Arma dei Carabinieri fu dovuto ad imprudenza oppure ad un sabotaggio. Si parla di tanti personaggi, si parla di Mattei, si parla di funzionari del vecchio Sifar, si parla del piano solo, si parla del piano di altri radio, si parla di massoneria. È un libro di memoria, che ha secondo me un triplice significato. Innanzitutto a noi che l'abbiamo vissuto quei tempi, mi ci metto io evidentemente, ci permette di non dimenticare i fatti che abbiamo vissuto. Per le giovani generazioni significa insegnare qualcosa, perché non avendo vissuto questi momenti possibilmente li ignorano. Per tutti è un invito ad approfondire i temi che il collega con professionalità, scioltezza anche di scrittura e bellezza di stile ci propone. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. La legge contro l'omotransfobia è in discussione alla Camera. Interviene l'associazione Arcigay. Vediamo. La testimonianza delle ultime aggressioni che ci sono state in Italia la dice lunga già. Una legge ci vuole, perché contro l'omofobia non c'è nessuna tutela, cioè non c'è alcuna garanzia che la persona che ti attacca, che non ti attacca perché magari ha avuto un dibattito con te, una diatriba, una lite così, e allora ci si scontra. Ti attacca proprio perché sei omosessuale, o sei lesbico, o sei transessuale o qualsiasi altra cosa. Quindi una legge perché questo clima d'odio venga in qualche modo moderato, limitato, ci vuole ad ogni costo. I confronti ci sono stati, noi aspettiamo questa legge da 25 anni. I confronti ci sono stati, ci sono, continuiamo a denunciare e proprio anche in provincia ne abbiamo denunciati però da cyberbullismo alcuni proprio in questi giorni, però dobbiamo continuare, e non è che fatta la legge abbiamo risolto il problema, solo che abbiamo un punto in più dove appigliarci per avere una difesa. Messina è una città molto tollerante. Infatti anche i dati Istat ci dicono che, salvo casi sporadici di insulti o qualche cosa, non ci sono stati almeno casi denunciati.
casi denunciati. Questa è anche una lacuna della proposta di legge, di cui ne parleremo più tardi, ma in questo momento come casi denunciati Messina è completamente fuori da ogni lista di città non tolleranti o omofobe. E l'ha dimostrato con il Pride del 2019, l'hanno dimostrato con i progressi che sono fatti riguardo a come la comunità LGBT si muove nella città liberamente, quindi ripeto, salvo casi di piccole cose, la città è molto aperta su questo, differente dalla politica. Sono 6 le giocatrici della SEAP Pallavolo Aragona che hanno deciso di proseguire l'avventura in biancazzurro. Si tratta della palleggiatrice Martina Baruffi, le schiacciatrici Serena Moneta e Jacqueline Donascimento, i liberi Federica Vittorio e Fabiola Ruffa e la centrale Lisa Manzano. Abbiamo riconfermato metà squadra per continuare il nostro percorso sportivo di approdo in Serie A, ha dichiarato il presidente Nino Di Giacomo. Sono tutte ottime giocatrici dall'indiscusso valore tecnico, ma soprattutto splendide ragazze dal punto di vista caratteriale. Una menzione speciale di Giacomo la riserva a Serena Moneta ed Elisa Manzano, 2 fuoriclasse per la B1. Ha spiegato che nonostante le numerose richieste di mercato anche di categorie superiori hanno alla fine accettato di rimanere con noi per un'altra stagione. Ringrazio di cuore, prosegue, tutte le giocatrici per aver accettato la decurtazione del 30% del proprio ingaggio. Hanno davvero avuto un gran senso di responsabilità e di collaborazione in questo particolare momento di difficoltà economica causato dall'emergenza coronavirus che ha messo in ginocchio soprattutto il settore imprenditoriale, ha concluso. Adesso è ufficiale, Pippo Romano resta alla guida tecnica del Canicattì Calcio. L'accordo tra l'allenatore palermitano, ma da anni residente a Licata, e la società biancorossa del presidente Angelo Licata è stato formalizzato ieri sera al termine di un incontro durante il quale è stato illustrato il progetto sportivo. La sua grande personalità, la sua professionalità e gli ottimi risultati conseguiti nella passata stagione, si legge in una nota della società, hanno convinto il presidente Angelo Licata e la dirigenza biancorossa a confermare il tecnico palermitano, il quale sposerà il progetto biancorosso per i prossimi 2 anni con l'obiettivo di raggiungere sul campo la conquista della Serie D, un lusso per la categoria. Romano era e continuerà ad essere la nostra arma in più. Romano ha accettato e nonostante le richieste che gli sono pervenute anche da società di categorie superiori ha deciso di restare a Canicattì e continuare a far sognare i tifosi che sperano nella promozione in Serie D. Siamo contenti, sia io che la società, dice il neoconfermato tecnico del Canicattì Pippo Romano, per il nostro futuro insieme. Il nostro è stato un incontro come sempre basato sui programmi espressi con molta serenità e onestà. Abbiamo raggiunto un accordo biennale in considerazione del fatto che vogliamo progettare bene in funzione anche di ciò che potremo avere il prossimo anno, cioè lo stadio a casa nostra. È chiaro che senza uno stadio che possa dare lustro alla cittadinanza, ai tifosi e alla società non ci può essere una crescita, perciò ci teniamo tanto affinché il prossimo anno avvenga questo. Posso inoltre dire che mi seguirà in questo progetto anche il preparatore Daniele Trombino, il quale, come nella passata stagione, farà parte del mio staff tecnico. Per la rosa dei calciatori, il tecnico afferma: partiremo dalle riconferme di quelli che sono rimasti. È chiaro che da parte loro ci deve essere la disponibilità e l'entusiasmo, poi in base a quelli che accetteranno e a quelli che sono andati via costruiremo l'organico. La preparazione in vista del nuovo campionato eccellenza inizierà il 6 agosto. La società intanto ha confermato 2 giocatori. Si tratta del difensore Giuseppe Tedesco, che probabilmente indosserà la fascia di capitano, e dell'attaccante nerese Walter Malluzzo. Castel di Tusa, bandiera blu, cerimonia per il riconoscimento. Vediamo. Con una cerimonia sobria, la comunità di Tusa festeggia nel pieno rispetto delle norme anti-Covid per il 6º anno consecutivo l'ambito riconoscimento di spiaggia bandiera blu. La scelta di puntare su una conduzione sostenibile del territorio attraverso una serie di indicazioni su cui sono state operate delle scelte politiche ben definite nel corso di questi anni verso la cura dell'ambiente, ed i risultati oggi lo stanno a testimoniare. Tusa è un territorio stupendo, questi riconoscimenti lo valorizzano e comunicano quelle che sono le nostre bellezze al mondo intero. Noi vogliamo proseguire in questo percorso di valorizzazione
per proiettare l'intero territorio in una dimensione di rilievo turistico nazionale e internazionale. Noi abbiamo puntato molto e continuiamo a farlo sulla politica ambientale, siamo stati premiati come comune virtuoso per la raccolta differenziata per l'anno 2019, ringrazio tutti gli operatori, la ditta e soprattutto i cittadini, perché ancora una volta hanno dimostrato di avere grande senso di attaccamento alle proprie radici. È motivo di grande soddisfazione anche per l'ufficio circondariale marittimo di Sant'Agata di Militello, come riferitoci dal comandante Donato Bonfitto. Valore aggiunto del territorio, in particolare anche del territorio di giurisdizione dell'ufficio circondariale marittimo di Sant'Agata Militello, un valore aggiunto da cui tutti noi nel nostro piccolo possiamo prendere esempio per tutti quelli che sono i piccoli insegnamenti legati in particolare alla tutela dell'ambiente. Da TUSA parte un segnale molto importante per cercare di sensibilizzare quanto più possibile questa costa magnifica affinché venga tutelata al meglio. Esatto, un segnale importante da parte del territorio e dell'amministrazione locale, che congiuntamente alle amministrazioni regionali e l'autorità marittima lavorano durante tutto l'inverno per consentire di vivere questi momenti durante il periodo della stagione balneare. Collaborazione che abbiamo con i cittadini, ma collaborazione che abbiamo anche con le forze dell'ordine, collaborazione che abbiamo con le associazioni, e credo che sia motivo di vanto che anche quest'anno, e di questo ringrazio il Presidente della Proloco, il servizio di salvataggio è fatto da un'associazione di TUSA. Per noi però, come abbiamo detto in passato, la bandiera blu vuole essere un punto di partenza. Abbiamo iniziato con una, abbiamo avuto nel tempo il riconoscimento di due, ma il nostro obiettivo è quello di estendere ad altri tratti di spiaggia questo riconoscimento. Ringrazio il dottor Adamo e Mimmo Ruffino che sono sempre presenti qui da noi, perché la loro presenza è una presenza non di forma, ma è una presenza di sostanza. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.